Una giornata dedicata ai vaccini nel comune di Aragona, siamo con l'assessore Mariella Sardo. Assessore, come stanno andando le cose? Sì, devo dire che la popolazione ha risposto molto bene all'appello della vaccinazione. Già stamattina alle 7 avevamo trovato gente pronta a vaccinarsi, i medici erano già organizzati con i propri pazienti, con le liste, gli elenchi, quindi diciamo che fino ad ora tutto è andato bene. Come potete vedere, insomma, c'è l'affluenza, ma un'affluenza abbastanza controllata. Speriamo che anche, insomma, nel pomeriggio, anche domani, possiamo raggiungere i numeri che ci eravamo preventivati di raggiungere e quindi di portare a termine questa vaccinazione. A proposito di numeri, che numeri vuole raggiungere il comune di Aragona in queste 2 giornate? Allora, in queste 2 giornate ci eravamo preventivati circa 300 vaccinazioni, ma penso che ce ne saranno anche altre che magari non erano state raggiunte abbastanza dalla nostra campagna e quindi siamo pronti ad accettare chiunque, insomma, voglia vaccinarsi insomma, siamo qui ad aspettarli. Facciamo quindi un appello agli aragonesi. Sì, allora, oggi e domani dalle 9 alle 19 presso i locali del Fontes Episcopi è possibile vaccinarsi, prenotarsi semplicemente scaricando il modulo dal nostro sito oppure dal vostro medico curante, oppure venire qui e ovviamente essere residenti o domiciliati ad Aragona. Benissimo. Tutto bene? Tutto bene. Allora, campagna di vaccinazione ad Aragona, soddisfatto uno dei cittadini aragonesi. Che tipo di vaccino hai fatto? Allora, io il vaccino innanzitutto l'ha fatto mia figlia, ha fatto Pfizer, io già avevo fatto l'AstraZeneca. Quindi prima dose, oggi è il Pfizer ad La Aragona. dose per mia figlia, ad agosto faremo la seconda dose.